Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'Espresso Mercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video, come promesso, andremo a parlare di calciomercato. Allora, prima vi do una notizia che è, tra virgolette, è trapelata, ma è vera. Vi posso confermare che è vera, cioè che Enzo Maresca lascia il Chelsea, viene dimesso dal Chelsea, cioè si è dimesso dal Chelsea e non sarà più l'allenatore del Chelsea e sarà lasciato la squadra prima della partita contro il Manchester City che si giocherà nel weekend, quindi non l'allenerà. E vi posso confermare che il Manchester City per giugno pensa di ingaggiare l'allenatore, ormai ex Chelsea, come sostituto di Pep Guardiola, che come vi ho detto, ehm, come vi ho detto, lascerà il mondo del calcio a giugno, ve l'ho detto in qualche video precedente, ve l'ho anticipato. Lascerà il mondo del calcio, lascerà, diciamo, non sarà più niente, tra virgolette, non sarà più un allenatore né un giocatore. Vabbè. Poi il Torino, abbiamo una notizia sul Torino, vuole interrompere il prestito oggi a gennaio, tuttora a gennaio, nel mercato di gennaio, che tra virgolette siamo nel mercato di gennaio, quindi tutti gli acquisti si potranno fare anche a titolo definitivo, già arriveranno stesso durante questa finestra. Vabbè, il Torino vuole, ve l'ho detto, vuole terminare il prestito per Ngonge e, perché sta deludendo con le sue prestazioni, ha molto deluso e il Napoli rischia che Gong torni alla base e non venga più ceduto. Rischia questo, però un Gong non mi facesse male, non mi facesse male, cioè non fosse pure buono come sostituto di Neres. Vabbè. Poi Lorenzo Lucca e anche la stessa cosa per Malanga sono stati messi sul mercato e ascolteranno offerte, soprattutto Malanga, ascolterà offerte anche provenienti dall'Olanda. Poi abbiamo una notizia di una squadra, di una squadra inglese, cioè il West Ham, che il West Ham sta avendo contatti in queste ore con il Tati Castellanos, sta avendo dei contatti, dei primi contatti col giocatore. Poi, però, diciamo, Castellanos ha varie offerte, ha anche offerte per il Flamengo, però il Flamengo, diciamo, che Castellanos non vorrebbe andare al Flamengo, solo se arriva una proposta che non si può rifiutare. Poi abbiamo un'ufficialità. Bernard Johnson al Crystal Palace. Here we go. C'è un accordo a titolo definitivo. Il Crystal Palace paga il giocatore del ormai ex Tottenham per 33,5 milioni di euro. La prima parte delle visite mediche sono state anche concluse. Ora farà la seconda parte delle visite mediche e poi, se vanno bene, verrà ufficializzato al 100%. Poi abbiamo una notizia sul rinnovo. Nicolò Fortini è ad un passo a rinnovare il suo contratto con la Fiorentina. Nonostante che il terzino sinistro abbia avuto delle recenti chiamate con club importanti inglesi e italiani, ha deciso di rinnovare, cioè è a un passo dal rinnovo del suo contratto fino al 2030. Poi Neymar, parliamo di Neymar. Neymar ha deciso di prolungare il suo contratto con il Santos in vista del mondiale e ha prolungato il suo contratto con il Santos fino al 2026.
Ora vi do le ultime due notizie e poi chiudiamo qui col video. Allora, la prima riguarda Mike Magnan, che è vicino a prolungare il suo contratto, anche lui, con il Milan. Con un quadriennale, se non, sì, un quadriennale, se non mi sbaglio, fino al 2029, fino alla stagione 28-29, con uno stipendio di 6 milioni di euro annuali, più un'opzione di rinnovo fino al 2030. Poi la Fiorentina ha iniziato a sondare Zito Loumbo, attaccante del Cagliari, che dovrebbe sostituire, tra virgolette, Edin Dzeko, che al momento non sta convincendo la Fiorentina e la Fiorentina vorrebbe cederlo in questi giorni, entro il 10-11 di gennaio vorrebbe cederlo. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Ciao!